Siamo con il Presidente della Regione Musumeci in occasione della sua visita ad Agrigento. Ecco, ci ha concesso qualche minuto per un'intervista esclusiva. Presidente, grazie del tempo che ci ha concesso nel suo calendario abbastanza nutrito. Ecco, oggi qui ad Agrigento velocemente per onorare la memoria di Crispi. Grazie a lei intanto Direttore e a quanti ci seguono da casa. Sono qui per testimoniare la presenza concreta e anche in maniera convinta del Governo e della Regione siciliana alla giornata conclusiva delle celebrazioni crispine nel bicentenario del famoso statista. Statista siciliano. La nascita nella nostra isola non aggiunge, non toglie nulla alle qualità dell'uomo politico, alle luci e alle ombre che caratterizzano la sua lunga esistenza e il suo lungo impegno di parlamentare e di uomo di governo. Crispi ha rappresentato una delle più belle testimonianze del processo di unificazione nazionale e subito dopo è stato anche capace di avviare un processo di modernizzazione in Italia, dagli enti locali alle istituzioni assistenziali che allora avevano e assumevano una funzione e un valore importante. Ebbe una visione internazionale Crispi, fu un europeista come poteva esserlo un uomo del suo tempo, stimato e apprezzato anche all'estero. La sua intraprendenza, il suo dinamismo, la sua visione suscitò contrasti, gelosie e però alla fine Crispi riuscì ad intestarsi una delle pagine più importanti della storia dell'Ottocento italiano. La repressione dei fasci siciliani rimane il neo più grosso dell'esperienza crispina. Gli storici si sono impegnati e confrontati nel dimostrare alcuni la sua proterva determinazione nella repressione, altri nell'avere Crispi subito una scelta della corona, del sovrano. Certo è che Crispi fu un personaggio controverso, e lo rimane, e contraddittorio, autonomista e unitario, repubblicano e monarchico, e però ebbe una grande visione dello Stato, seppe rappresentarlo, seppe tutelarlo in un momento vulnerabile. La fragilità nazionale era ancora negli anni 90 dell'Ottocento un pericolo costante. Io credo che noi siciliani oggi dobbiamo celebrare questo bicentenario senza cedere alla facile agiografia, ma con un esame ragionato e critico, ecco, perché dicevo stamattina agli alunni delle scuole di Ribera, quindi concittadini di Crispi, cogliete questa occasione per rileggere la storia del Risorgimento. E io credo che la storia del Risorgimento vada riscritta, perché così come l'abbiamo conosciuta noi, mi sembra un po' troppo di parte, un po' troppo scritta dai vincitori. Noi siamo stati vincitori e vinti al tempo stesso, noi siciliani, nel processo risorgimentale. Crediamo nell'unità d'Italia, lo riteniamo un valore assoluto, siamo orgogliosamente figli della Sicilia, ma io credo che i giovani abbiano il diritto di conoscere l'altra storia, quella che non è stata ancora scritta. Presidente, a quasi un anno dall'insediamento alla sua presidenza e dopo avere, riteniamo, un quadro abbastanza chiaro delle condizioni in cui versa, crede sempre che la Sicilia diventerà bellissima? La Sicilia diventerà bellissima dal punto di vista interiore di ciascuno di noi, penso ci vorranno alcune generazioni.
I miei figli vedranno la Sicilia bellissima e i miei nipoti certamente. Noi stiamo scontando anni e anni di abbandono, di devastazione, di soprusi, di miserie. Non sempre la classe dirigente politica in Sicilia è stata all'altezza del compito. Basti pensare che quando sono stato eletto 9 mesi fa, 10 mesi fa, la Sicilia era l'ultima regione d'Italia in quasi tutte le classifiche, in quasi tutte le graduatorie. Risalire la china richiederà tanti anni e tanto impegno, e però io so di dover spalmare il mio programma entro 5 anni, nessuno si illuda che faremo fuochi d'artificio, quelli li abbiamo lasciati agli altri, a quelli che mi hanno preceduto e che poi ci hanno dato in eredità queste macerie. La Sicilia non ha bisogno di un presidente che metta la vernice sopra la ruggine, non ha bisogno la Sicilia di un presidente che faccia annunci clamorosi che poi non possono essere seguiti da fatti concreti. La Sicilia ha bisogno di un presidente che ridia buona reputazione all'isola, che lavori nel dovere del silenzio, che rimetta in sesto la macchina regione, che affronti i problemi del territorio puntando soprattutto sulle imprese, mandando a casa qualche farabutto e qualche fannullone, e qualcuno ancora c'è fra le pieghe della pubblica amministrazione. Il Presidente della Regione oggi deve dare voce soprattutto ai giovani che non sanno come mettere a profitto il proprio titolo di studi e alle famiglie che non ce la fanno più. Deve dare voce e speranza anche alle tante imprese che lavorano 8 mesi per lo Stato in un anno e 4 mesi per la propria famiglia, perché oppressi da una tortura fiscale che diventa sempre più insopportabile. Insomma, so e sapevo che non era una passeggiata, sto lavorando assieme agli assessori e alla squadra del centrodestra con grande impegno. Credo che fra 6-7 mesi la macchina regione sarà già stata messa a puntino e nel frattempo stiamo spendendo tanto denaro, abbiamo già speso 840 milioni di euro dei bandi europei. Prima di me erano impegnati soltanto 6 milioni di euro, una cosa indecorosa. Le strade le abbiamo trovate distrutte, le scuole le abbiamo trovate abbandonate, i sindaci fortemente demotivati. Vi rendete conto quale sia l'impegno che il Presidente della Regione deve affrontare, spesso senza avere denaro liquido nelle casse. Pensate che allo Stato quest'anno la Sicilia ha dato 1 miliardo e 350 milioni di euro. Pensate che le province danno ogni anno 200 milioni di euro a Roma. Io spero che da Roma si convingano invece che i donatori di sangue non possono essere gli anemici. Noi abbiamo bisogno da Roma risorse per le province e abbiamo bisogno di avere alla Regione quello che lo Statuto ci consente e ci consacra. Uno Statuto non del tutto approvato e negli ultimi tempi anche fortemente umiliato per una serie di atteggiamenti remissivi da parte dei governi regionali nei confronti di Roma. Presidente, lei è venuto ad Agrigento oggi, dobbiamo segnalare purtroppo, è la mia città, la mia provincia, la marginalità stradale. La strada statale 189, non so se lei l'ha fatta, sicuramente sì, ha oltre 10 semafori. Non siamo collegati l'Agrigento-Caltanissetta, cioè l'Agrigento-Caltanissetta è l'unica che abbiamo, dico Agrigento-Trapani, insomma le strade sono un colabrodo. In questo senso cosa farà? Darà delle risposte? Allora, come lei sa, la Regione non si occupa direttamente di strade. Delle strade statali si occupa l'ANAS, delle strade provinciali si dovrebbe occupare la provincia. Noi abbiamo fatto in modo di incalzare l'ANAS per dire che non ci piace questo loro modo di lavorare, questi cantieri aperti
e presidiati soltanto da 2 o 3 operai, questi eterni cantieri che si sa quando aprono e non si sa quando chiudono. Abbiamo detto all'ANAS che non siamo disposti a tollerare un atteggiamento così superficiale, l'ANAS ha già recepito il nostro messaggio. Sull'autostrada, per esempio Catania-Palermo, c'erano 11 cantieri, fino a 5 mesi fa, oggi sono ridotti a 3. Abbiamo preteso che si possa completare prestissimo, entro i primi dell'anno prossimo, quello che resta da completare nell'arteria Caltanissetta-Agrigento per renderla interamente percorribile. Stiamo lavorando anche per la Fondovalle, stiamo intervenendo anche per le strade che portano, le statali che portano a Palermo. Dobbiamo eliminare quei semafori che sono una vergogna. L'ANAS ci ha promesso che entro l'anno molti di quegli ostacoli saranno rimossi. Se non dovesse essere fatto, noi all'ANAS toglieremo ogni rapporto di fiducia che finora abbiamo tenuto in vita. Una cosa è certa, non abbiamo assolutamente motivo di temere ricatti da nessuno. Quindi chi non fa il proprio lavoro, vale per l'ANAS, vale per la rete ferrovie, vale per Trenitalia, vale per le compagnie di trasporti navali, chi non fa il proprio dovere è chiaro che con la Regione non potrà più avere rapporto. Presidente, insieme alle strade c'è la grande precarietà appunto delle ferrovie, la DDRFI ha detto che la TAV da noi neanche a parlarne, chi deve venire in Sicilia, mi riferisco ai tanti giovani che lavorano insomma in Italia e per l'aereo costa un patrimonio, anche in questo senso farà qualcosa anche per le tariffe aeree? E lei avrà saputo da attento giornalista qual è che nel mese di aprile io ho chiamato al Palazzo della Regione tutti i deputati europei eletti in Sicilia e in Sardegna, il collegio è unico, e ho detto loro che una delle priorità è ottenere da Bruxelles il riconoscimento della continuità territoriale, il quale riconoscimento consentirebbe ai passeggeri residenti in Sicilia di poter usufruire delle tariffe sociali. Sarò a Bruxelles giorno 17, parlerò con il Presidente del Parlamento europeo e il giorno prima con il Commissario per porre questo problema e nel frattempo stiamo aspettando che il Governo nazionale, da noi in questo senso sollecitato, possa dirci quando incontrarci per istituire un tavolo tecnico. Per noi il trasporto aereo non è un capriccio, ma è una assoluta necessità. Al tempo stesso io credo che la Sicilia non abbia bisogno di treni particolarmente veloci come li possiamo immaginare fra Roma e Firenze o fra Bologna e Milano. Noi abbiamo bisogno di una rete ferroviaria sicura, con una manutenzione costante e le tratte principali debbono essere rese celeri perché finora è stato preferito in Sicilia il trasporto sul gommato piuttosto che quello sulla rete ferroviaria. Si rende conto come, scusate, dobbiamo recuperare 40 anni, 50 anni di abbandono? Beh, credo che non sia facile poterlo realizzare nello spazio di qualche anno, ma ci stiamo provando. Presidente, le ultime 2 domande, ecco il rapporto col nuovo governo di Roma, ecco quale sarà? Ci hanno tolto tantissimi soldi, ecco, si riuscirà a recuperare qualcosa? Che tipo di rapporto ha instaurato finora? Cosa intende fare? Al governo nazionale abbiamo chiesto 3 cose essenziali. Primo, la defiscalizzazione dei prodotti petroliferi, perché in Sicilia lavoriamo milioni di barili di petrolio e abbiamo il diritto a pagare la benzina meno di quanto la paghino gli automobilisti delle altre regioni. Secondo, abbiamo chiesto di poter istituire un tavolo per dare finalmente una soluzione al problema degli ex sportellisti, sono 1700, il Ministro del Lavoro ha promesso, di questo governo, ha promesso che avrebbe affrontato il tema, stiamo aspettando che ci chiami.
Terza richiesta, rivedere i rapporti finanziari, l'ho appena detto poco fa. Roma non può pensare di fare lo Stato gabelliere con la Sicilia, nella maniera più assoluta. Non può chiedere alle province di avere risorse. Il prelievo forzoso è un furto con destrezza, è un atto di arroganza voluto dal governo guidato dal PD e ancora oggi mantenuta questa regola che è assurda. Le province hanno bisogno delle stesse risorse che ricevevano 6, 7, 10 anni fa. Prima lo Stato dava circa 200 milioni alle province siciliane, oggi lo Stato chiede circa 200 milioni alle province siciliane, le quali non possono più vivere. Ecco perché noi abbiamo incontrato il Ministro delle Finanze e dell'Economia e gli abbiamo detto di avviare un confronto sereno, perché abbiamo impugnato il bilancio dello Stato come regione siciliana, non possiamo assolutamente accettare che questo governo, che dice di essere un governo riformatore, un governo innovatore, di fatto continua a marciare, temiamo, sullo stesso terreno del precedente governo. Abbiamo ancora il dovere di aspettare qualche mese, il tempo necessario perché i vari problemi possano essere messi a fuoco, ma vi assicuro, e lo voglio assicurare a chi ci segue da casa, che al governo regionale lavoriamo 18 ore al giorno, fra mille insidie, spesso con una burocrazia ostile, diffidente, abituata a lavorare con certe regole, mentre per noi i tempi si misurano non in mesi, ma in giorni. Le imprese hanno bisogno di essere sostenute e io credo che col governo nazionale bisogna mantenere un rapporto assolutamente istituzionale. Io ho detto che nei confronti del governo Conte non do né voti né veti, assolutamente. Noi siamo rappresentanti delle istituzioni e dobbiamo interloquire con il governo centrale al di là delle persone che lo rappresentano e delle appartenenze delle persone. Presidente, vorrei farle tante domande, ma lei il tempo sicuramente è tiranno, avremo occasione sicuramente. Con ultima domanda, emergenza rifiuti, insomma acqua, dico però il Parlamento siciliano spesso lei è ingessato da una maggioranza traballante, spesso viene anche in aiuto 5 Stelle, cosa c'è in pentola? Ecco, si riuscirà a portare avanti agevolmente un lavoro all'ARS che spesso insomma vediamo che si produce poco e si fanno solo comunicati stampa e basta? Beh, lei mi consentirà che il fatto che si produca poco riguarda, presumo, il Parlamento regionale, lo dice lei. Noi ogni settimana sforniamo un bando, sono circa 840 milioni. E in più stiamo cercando di certificare i bandi del precedente governo. Abbiamo trovato impegnati soltanto 6 milioni e fine anno dovremmo certificarne 760. Io non mi occupo e non faccio pagelle sull'Assemblea, il Parlamento è sovrano e merita grande rispetto. Noi non abbiamo una maggioranza, il mio governo non ha maggioranza, ha una coalizione. Siamo, credo, 35 su 70. I grillini non è vero che siano venuti in aiuto, il Movimento 5 Stelle, il PD naturalmente cerca di far dimenticare gli errori dei 9 anni trascorsi nel governo regionale. Gli errori nel passato sono stati di tutti, del centrodestra e del centrosinistra. Io lavoro facendo il Presidente. Quello che mi interessa è mantenere e garantirmi la fiducia del popolo siciliano, per la quale fiducia lavoro giorno dopo giorno, senza risparmiarmi. Sono un Presidente non ricattabile, non ho scheletri nell'armadio, non ho neanche l'armadio, e peraltro credo di poter dire di essere forse l'unico Presidente in Italia che non ha un partito. Ecco, io sono notoriamente, ho una storia di destra, ma non ho un partito, quindi questo mi rende assolutamente libero di poter, un partito nazionale si intende, perché a livello regionale io guido assieme ad altri, il movimento diventerà bellissima.
E però sia chiaro che io spero che il Parlamento siciliano assuma la responsabilità del proprio ruolo. I 70 deputati hanno giurato di adempiere le loro funzioni con scrupolo e coscienza, così hanno detto. Ecco, se ogni giorno lo scrupolo e la coscienza fossero messi al primo posto, beh, io avrei un grande aiuto dal Parlamento e assieme Governo e Parlamento potremmo risollevare la Sicilia dalle macerie in cui altri l'hanno costretta. Ma siccome la politica è messaggera di ottimismo, io ho il dovere di essere ottimista. Mi consenta, a proposito di ottimismo, di esprimere un apprezzamento pubblico al commissario della provincia di Agrigento. La chiamano ormai Libero Consorzio dei Comuni, brutta denominazione. Io la continuo a chiamare ostinatamente provincia regionale di Agrigento. Il dottore Di Pisa è stato da me chiamato a guidare questo ente in una condizione di grande difficoltà, lo ha fatto con grande dignità, con la saggezza, la prudenza, l'equilibrio del magistrato, lo ha fatto con una buona carica di umanità, con i suoi collaboratori, a partire dal segretario generale, e spero che a dicembre si possa andare a votare per tutte e 9 le province, a parte le 3 province metropolitane che per legge sono guidate dal sindaco, insomma una mostruosità, una cosa disarmante e intollerabile. Ma l'augurio mio è che le province possano tornare ai cittadini, quindi la riforma che io spero possa essere fatta dal Parlamento nazionale è che il popolo possa tornare a eleggere il Presidente della provincia. Agrigento è e rimane nell'agenda del mio governo, fra le sue priorità. Siamo già intervenuti per la cattedrale, stiamo intervenendo per alcuni interventi seri nella Valle dei Templi, la spiaggia di Cattolica Eraclea in 3 mesi ha avuto un progetto per bloccarne la erosione. Stiamo lavorando sul piano dei rifiuti, a Sciacca speriamo presto di poter restituire la discarica pubblica e l'impianto relativo rimasti inspiegabilmente bloccati per qualche tempo. Questo è il mio impegno, questo è il mio lavoro per 5 anni, perché devo mantenere fede agli impegni assunti. Grazie Presidente, grazie a lei, buon lavoro, grazie Presidente. Grazie.